Oggi ci facciamo una chiffon cake in un modo un po' diverso. Le mie prime chiffon cake le ho fatte con voi, non l'avevo mai fatta. È una domanda che mi avete fatto in tante: Maria, la posso fare in uno stampo normale la chiffon cake? Io non vi ho mai risposto perché non lo sapevo, non ci avevo mai provato. Oggi ci ho provato e questo è il risultato. Cioè, vedete com'è bello? Visto che l'impasto per una teglia 28 era troppo, ho fatte due piccole, che una già è andata. Cioè, ma questo impasto, cioè, è morbidissimo. Cioè, a parte che è buonissimo. E va bene anche in uno stampo normale. Vedete? Quindi, ma è troppo buona, troppo saporita. La prepariamo insieme? Andiamo? Andiamo. Cioè, è morbidissimo questo impasto. C'è una nuvola. Come prima cosa separiamo i tuorli dall'albume. L'albume lo montiamo con la planetaria. Mettiamo qua e lui va. Invece i rossi li lavoriamo qua. Quando iniziamo a montare l'albume aggiungo lo zucchero e sempre negli albumi, perché non uso la bustina di creme tartaro, aggiungo un cucchiaino di aceto di mele. Questo qua e facciamo montare. L'albume è montato. Ho montato anche i rossi con lo zucchero, la vaniglia e ho grattugiato un limone. A questo punto aggiungo latte e olio, pizzico di sale, se non me lo dimentico sempre. Se a voi piace anche un po' di limoncello oppure strega, liquore strega, grazie, non piace, quindi non la faremo, cioè non lo faremo, non ce lo vedo. A questo punto farina e lievito per dolci, lo setacciamo. Iniziamo ad accendere il forno 170 gradi statico. Mi raccomando, montiamo bene gli albumi, se no sta chiffon cake non viene. Aggiungo un po' alla volta e metto al basso verso l'alto. Oggi sto stanca. Oggi non va. Ecco qua, io un po' alla volta. Eccolo pronto. Cioè, questo è un impasto bellissimo. Cioè, guardate qua. Prendiamo una teglia, io ho questa qua, la proviamo a fare qua. Questa qua misura 28. Io ci ho messo lo staccante. Ecco qua, l'impasto era tanto, quindi ho fatto anche due di questi qua, perché è la prima volta che faccio l'impasto della chiffon cake in un altro stampo, quindi ho preferito riempirlo così, sperando che vada tutto bene, e due di questi qua. Io in forno e torno subito, non vi muovete che torno subito. 40 minuti ed è pronto. Fate sempre la prova a stecchetto, vedete? Anche questi qua sono pronti, li lasciamo raffreddare. Eccola pronta, un po' di zucchero a velo, come vi dico sempre, provatela.